Amici bellini, ci siamo svegliati, almeno io mi sono svegliato, voi vi siete svegliati un po' di tempo fa, e con parole di De Laurentiis, intervista lunga, quotidiano tedesco, molto lunga, e quindi dobbiamo analizzarla nel dettaglio. Cominciamo. Allora, amici bellini, lo vedete, il ADL in AI. Giuseppe Maddalena, benvenuto sul canale. Potrebbe essere anche Giuseppe e Maddalena, sai, quegli account insieme, ma non lo sappiamo. Scrivimi. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Abbiamo l'obiettivo dei 20.000, perché così raggiungiamo, pensate un pochino, raggiungiamo la entratura di moneta, no, la tiratura di copie di Tutto Sport. Cioè, se riusciamo come canale Azzurro Fluido ad avere la stessa tiratura ideale, virtuale di Tutto Sport, non è male, perché poi possiamo creare anche noi la nostra narrativa e combattiamo il rovescio il mondo alla rovescio, veramente sono loro le vittime. Ma oggi non si parla di questo, si parla di De Laurentiis. Ho preso un po' di screenshot, io ringrazio il mio l'addetto stampa Fabio Versatile, che mi tiene sempre sul pezzo, e quindi le parole di De Laurentiis che parla un po' di tutto. Teniamo sempre un po' di paura, perdonate il parallelo politico, fin quando c'era Trump noi qua, al di là di quello che si può pensare di Trump, noi diciamo Maronna, mi speriamo che non ha detto niente di grave su Twitter, e un pochino lo stesso avviene con De Laurentiis. Ha parlato De Laurentiis, sono loco, qualcosa di qualche parolaccia destabilizza l'ambiente. Invece devo dire che quello che ho letto finora, adesso li analizziamo, mi sembra tutto abbastanza lineare, non mi sembra esagerato, non mi sembra esagitato, e ci piace questo, ed è importante. E poi ci sono anche le idee per rivoluzionare il calcio, il famoso visionario, che dobbiamo un pochino vedere insieme. Allora andiamo per ordine, non mi devo nemmeno spostare perché li ingrandiamo così al volo. E quindi, in qualità di produttore di successo, potrebbe dirci che tipo di film ci propone il Napoli in questa stagione. È un'epopea colossale, e non c'è dubbio, che potrebbe concludersi con il primo scudetto italiano dai tempi di Maradona. Cosa significherebbe un titolo per questo club e questa città? Nella sua storia il Napoli ha vinto 2 scudetti, entrambi ai tempi di Maradona. Dopo questo breve lasso di tempo il club fallì e finì in Serie C. Poi sono arrivato, arriva lui. Sotto la mia presidenza di 19 anni abbiamo ricostruito una squadra che non esisteva più a causa del fallimento. Siamo tornati in A in tempo di record e giochiamo in Europa da 14 anni consecutivi, compresa la prossima stagione. Il campionato sarebbe il giusto culmine di un decennio straordinario. Ma poi perché decennio? Cioè, o fai il ventennio, quasi ventennio. Il decennio è stato straordinario, è stato un po' altalenante, se vogliamo dire la verità, perché poi bene con Sarri, però senza culminare. Con Ancelotti male e bene, con Gattuso si è vinto una coppa, però poi si è sfiorato e non è andato bene il rapporto. E adesso sì, per la città significherebbe prestigio, buoni affari e prosperità, è un riscatto, e sotto questo punto di vista non c'è dubbio. Andiamo a vedere dell'altro. In estate se lo aspettava, la domanda è se lo aspettava poi di competere, e lui dice: in estate abbiamo avuto il coraggio e la lungimiranza di ringiovanire la nostra squadra e rafforzarla con talenti di altissimo livello, e il nostro allenatore Luciano Spalletti sa perfettamente come apprezzare, nel senso come valorizzare, ecco, penso sia il termine giusto, questi giovani calciatori, e farci giocare in modo spettacolare e vincente. Che ruolo gioca lo spirito di Diego Maradona? Non era solo il più grande giocatore di tutti i tempi, per il Napoli è stato un mito, è un uomo che è riuscito a spingere i napoletani verso ambizioni sportive a cui prima non avevano osato pensare. Non solo ha vinto 2 scudetti e una Coppa Italia, ma ha dato orgoglio e fiducia alla gente, era un fuoriclasse e scelse Napoli come luogo dove mostrare il meglio di sé. Stiamo parlando di un campione che non esisterà mai più, semplicemente lo dovevamo a lui se ora giochiamo in uno stadio che porta il suo nome. E mi piacciono le parole di De Laurentiis su Maradona, mi piace come l'ha dipinto anche fuori dal calcio, perché è proprio vero, questo è l'idea che abbiamo noi di Diego, che trascende le sue qualità sportive, uno che è venuto qua a identificarsi e a difenderci anche come popolo, quindi piace, vedi che piace. Io ti lamenti sempre, no, quando piace.
è un personaggio così grande che non puoi raccontarlo nelle singole storie, ma sto pensando a una cosa: nel 2017 c'è stata una grande serata in suo onore al Teatro San Carlo, il teatro più antico di Europa. Aveva spesso problemi e non sempre era in forma e in salute, ma quella sera fu come un direttore d'orchestra, un presentatore, raccontava storie, moderato, non era solo una stella, era la definizione di una stella, e anche più grande di Messi. Quindi bravo De Laurentiis, così ci piace il racconto di Maradona. Lo guarderà Maradona dall'alto? Certo che lo farà. Per restare all'immagine, che tipo di film ha rappresentato l'Eintracht Francoforte negli ultimi anni? Per me il Francoforte è più un thriller. Dopo aver vinto l'Europa League ora stanno giocandosi la Bundesliga e la Champions League. L'ascesa dell'Eintracht in questi anni è stata straordinaria. Oggi fanno parte del massimo livello in Germania e in Europa, hanno dirigenti molto saggi, posso solo congratularmi con loro per questo. Congratulazioni. Poi tra l'altro c'è stata anche una mezza cosa che il figlio, se non sbaglio, del presidente dell'Eintracht Francoforte è stato beccato a fare delle cose poco idonee. Insomma, anche loro qualche problemi, qualche scandaluccio ce l'hanno, ma non bisognava parlarne, quindi molto bene. Bravo. Allora andiamo a vedere altro. Questa è la reazione. Ecco che reazione ha avuto al momento del sorteggio. La prima reazione è stata che non si trattava di un sorteggio particolarmente difficile, ma la verità è che è andata così, e lo dimostra il fatto che stanno lottando per il campionato, spero in 2 partite spettacolari e da gol. Le possibilità di progredire sono davvero al 50%. E siamo d'accordo. De Laurentiis, che stai combinando che siamo d'accordo? Veramente, dice lui, sì, non dobbiamo pensare di essere migliori dell'Eintracht. Il duello contro il Barcellona dell'anno scorso nei quarti di Europa League la dice lunga, e in pochi avrebbero scommesso su di loro. Non stiamo commettendo lo stesso errore che avrebbe potuto fare il Barcellona. È il duello delle più grandi squadre d'Europa? Direi calmatevi con questa cosa, però sono senza dubbio i migliori esempi di club che possono raggiungere la vetta con molta tradizione e senza l'aiuto di un investitore straniero. Vedete come riporta sempre ai soldi. Ci tengo a sottolineare che in tutta Europa la maggior parte dei club che dipendono da denaro esterno e hanno speso cifre assurde hanno ottenuto risultati inferiori alle aspettative. La nostra strategia è mantenere bassi i costi e investire nei giovani calciatori. Va bene, vediamo anche di vincere quest'anno, perché se si può fare questo con la vittoria, mica male. L'Eintracht ha già avvertito dei problemi di sicurezza nella gara di ritorno a Napoli. Si aspetta un problema di violenza? No, sono sicuro che non ci saranno problemi con i tifosi né in Germania né in Italia. Sfortunatamente il crimine è ovunque, ma i nostri fan sono tra i più corretti in Europa e siamo d'accordo. Ho paura di quando sono troppo d'accordo con De Laurentiis, c'è qualcosa che non va. Quali giocatori dell'Eintracht aiuterebbero di più il Napoli? Penso a Ndicka, Götze e Kolomuani. Vabbè, qua hai preso i più famosi che ti sono venuti in mente, perché poi Götze tiene l'età che tiene, Kolomuani l'abbiamo visto soprattutto dopo il mondiale, ma senza denigrare nessuno non farei scambio con altri. Bravo, la sua squadra può vincere anche la Champions League con questo modulo. Strana come domanda, non credo che fosse questa la domanda, perché non è che è il modulo che ti fa vincere la Champions League. Abbiamo una squadra forte, ma le migliori squadre in Europa e nel mondo sono in Champions League. Credo che il Napoli possa vincere la Champions League, proprio come i bookmaker che ci vedono anche come il quarto e il quinto candidato più probabile. Certamente alcune squadre sono più forti, vedremo. Ha venduto molte delle sue stelle più grandi in estate, come Koulibaly, come le leggende Insigne e Mertens. Ha portato giocatori piuttosto sconosciuti per questo. Pensava alla vittoria del campionato come se l'avessimo già vinto. Non l'abbiamo vinto ancora. Calma. La risposta è sì. Ho sempre saputo di aver messo insieme una squadra competitiva e negli ultimi 10 anni circa siamo sempre stati tra i primi 4 e spesso secondi. La cosa più importante era che la squadra ha sempre lottato per la vittoria. Sì e no qua De Laurentiis, nel senso, sì, tu pensavi di aver messo insieme una squadra competitiva, e competitiva non c'è dubbio, competitiva a livello di essere così in alto rispetto alle altre non te lo potevi aspettare né tu né Spalletti né i tifosi, nessuno proprio se lo poteva aspettare. Che poi
hai fatto lo stesso che più o meno negli altri 10 anni si è fatto, che comunque lotti per i primi 4, una volta ne esci fuori, una volta arrivi secondo, questo è verissimo. Il Napoli è crollato spesso nella seconda parte della stagione, lo teme di nuovo. Molte persone pensavano che saremmo crollati dopo la pausa dei mondiali e che almeno non saremmo stati forti come primo, ovviamente era una sciocchezza. Se hai una buona squadra, una società sana e con un grande allenatore, perché dovresti crollare? Siamo come un'azione in borsa che sta salendo. Non siamo quotati in borsa, De Laurenti. Se non accadono cose negative fuori dall'ordinario, c'è o non c'è motivo per cui dovremmo perdere terreno. Non penso alla paura, sono fondamentalmente un guerriero, il guerriero De Laurentiis. Sfizioso il paragone con le azioni di borsa. In questo periodo c'è una squadra che è quotata in borsa, ma io non vi dico qual è, ve la dite voi nei commenti. Con così tanto successo in estate non c'è il rischio di una prossima svendita. Così tanto successo in estate non c'è il rischio, cioè, hanno messo male la virgola. Altri club hanno un sacco di soldi, i nostri giocatori sono molto richiesti, sì, ma non devo venderne uno, non abbiamo debiti. Se voglio produrre un buon spettacolo voglio avere i migliori interpreti e io li ho. Nei 400 film, famosi 400 film che ho prodotto, ho avuto i migliori attori e registi del cinema italiano e mondiale, ed è stato lo stesso con Lavezzi, Cavani, Jorginho, Higuain, Hamsik e ora Osimhen e Kvaratskhelia. Non credo che i giocatori come Kvaratskhelia o Osimhen se ne vadano in estate. Non crede De Laurentiis? Speriamo, perché me li vorrei tenere un altro po', un altro po'. Ma si dice che il Bayern abbia Osimhen nella lista, non è in vendita. Non lo so ragazzi, non è in vendita, ma se arriva l'offerta lo sapete come funziona, perché poi gli danno un ingaggio. Se arriva un'offerta che supera i 100 milioni, l'ingaggio poi arriva a sfiorare i 10 e il Napoli non può permettersi di pareggiare ingaggi del genere. Poi sta ragazzo, e se tu vuoi restare qui e diventare una leggenda, anche perché ci sono record di gol che solo se resti qua a lungo puoi sfiorarli. Mertens che sta aiutando Bellino purtroppo per quello che è successo in Turchia. Mertens è irraggiungibile se non resti qua per 4-5 anni. Tutti i club di Serie A hanno speso solo 20 milioni spesi di trasferimento in inverno, la Premier League centinaia di milioni. La Premier League sarà mai raggiunta di nuovo? Questo è assurdo e dimostra che i club inglesi non sono gestiti da proprietari che li possiedono, ma dagli agenti dei calciatori. I direttori sportivi sembrano essere soci degli agenti dei calciatori e gli allenatori si comportano come direttori sportivi. Spesso i proprietari dei club non sono presenti affatto, perché gli effettivi proprietari sono i fondi. Ora, al di là di essere fondi o meno, molto spesso i proprietari vanno a vedere semplicemente i numeri e si devono trovare con le uscite e con le entrate. Se il concetto è diverso, è che se la Premier League ha delle entrate che l'ultima squadra di Premier League ha comunque il doppio della prima squadra in Italia, è normale che è tutto sfalsato e non si può competere. Ecco perché quando si parla di Champions League si serve un miracolone per competere lì. Però vedete che bisogna stare attenti, perché piano piano, anche adesso con la bomba Manchester City, con qualche rumor, qualche bisbiglio anche che il Paris Saint-Germain deve essere un po' più controllato, che ne sai? Che ne sai? Da sempre qua si parla dei dirigenti tedeschi. Rummenigge, quando era a capo del Bayern e anche all'epoca ero il responsabile marketing e comunicazione presso l'ECA, un buon rapporto con Rummenigge. Credo anche che Oliver Kahn possa diventare un grande dirigente. Quali altre idee per migliorare il gioco del calcio? E qua il visionario entra in campo. Il problema è che i responsabili delle decisioni del calcio provengono dalla vecchia generazione e non pensano ai giovani. Non vogliono più essere tenuti davanti alla televisione per 2 ore, sono abituati alla velocità e sul loro smartphone e tablet. Abbiamo bisogno di un nuovo ritmo di gioco e nell'interazione. Sono favorevole all'abolizione dell'intervallo, a 2 minuti di pausa ogni 10 per consentire agli allenatori di intervenire. Ci devono essere molti più cambi di giocatori, così tu ovviamente valorizzi tutta la rosa. Faglielo sentire a Spalletti che tutti i cambi, che quello c'ha sempre i titolarissimi. Un cartellino giallo e una penalità di 10 minuti e un cartellino rosso e una penalità di 30 minuti. Sto pensando a piccole telecamere sulla testa, nelle scarpe o sulle ginocchia. Le telecamere sulle ginocchia. Il calcio ha 150 anni, come molti altri sport, dobbiamo cambiarlo. La Formula 1 ad esempio ha fatto molto bene negli ultimi anni, ha offerto spettatori spunti completamente nuovi. Sì, però non puoi paragonare la Formula 1 al calcio, non puoi paragonare, non si potrebbe paragonare nemmeno
al baseball, al basket, alla pallavolo è difficile perché è completamente diverso. Però la Formula 1, dove lì ci sono, è un gioco di singoli fatto di macchine che a volte sono più performanti di altre, ci sono telecamere, tecnologie, è difficile fare il paragone con la Formula 1. Io faccio il paragone al volo con gli altri sport, quelli più famosi in America. Quanto è lunga una partita di baseball? Le partite di baseball sono più lunghe rispetto agli altri match e durano dalle 2 alle 3 ore. È molto diverso come sport perché i giocatori hanno dei ruoli prestabiliti. Quindi 2-3 ore della Laurentiis e non si scocciano i giovani, se li guardano, se li guardano. Quanto dura una partita media di NBA? La durata, come da tradizione, il tempo è effettivo, quindi c'è il tempo effettivo, vuol dire che il cronometro si ferma ogni volta che la palla non è in gioco e fa sì che la durata della partita da 48 minuti, la somma di 12 minuti per i 4 tempi, arrivi a durare oltre le 2 ore. E nessuno si lamenta oltre le 2 ore, i giovani eccetera eccetera. Il football americano, quando dura una partita? 4 periodi, ognuno dei quali 15 minuti. Dopo il secondo periodo c'è un intervallo di 12 minuti che viene chiamato primo tempo. Il cronometro però non è sempre in movimento, in alcune circostanze si blocca e fa sì che la durata di una partita arriva a quasi 3 ore, ma anche di più alle volte, e nessuno si lamenta. Quindi il problema non è questo, che i giovani si devono vedere il gol sul tablet. Il problema è che il calcio deve essere più bello, ci devono essere più giovani talentuosi, ci devono essere le giocate, non ci devono essere le simulazioni e non mi dovete dare la sensazione che è tutto controllato dall'alto e che vincono sempre le stesse. Se quest'anno il Napoli vince, guarda che il calcio è più bello anche all'estero. Un amico mi ha mandato, ma mo ve le faccio vedere, ma che mi interessa, un amico americano mi ha mandato, guardate Total Soccer, mi ha mandato questo podcast, dice guarda metti a fuoco. Ecco, vedi? E mi dice l'amico, vedi, ho imparato molto sul Napoli, non sapevo fosse di De Laurentiis, ho letto tutta una cosa di Schwarzenegger, che con De Laurentiis ci stava un sacco di storie così. Si sta parlando del Napoli, ragazzi, adesso bisogna vincere e bisogna far sì che diciamo, ma sai che è interessante la Serie A, non vincono sempre più quelle là che poi, già sai, vincono anche queste qua, ma allora è bello, è sfizioso, ma guarda Osimhen, ma guarda Kvaratskhelia, insomma. Per rifare il calcio bisogna fare altro. Dobbiamo anche ripensare ai diritti televisivi e questo è quello che interessa tantissimo a De Laurentiis, e non venderli più a solo 2 o 3 emittenti televisive. Si tratta di costruire un ponte tra club e tifosi. Noi club dobbiamo essere in grado di vendere i nostri match direttamente ai nostri fan su molte piattaforme diverse, che sia via satellite, via cioè internet, tramite Netflix, Paramount, ma capì? Tutti sarebbero fornitori dei nostri match e manterrebbero il 5% di ciò che i fan considerano un gioco trascorrere. Non ho capito cosa significa. Fino ad allora però dobbiamo lottare duramente con la politica e contro la pirateria, che è un cancro. Come io penso che il cancro sia quando ci dicono benvenuti in Italia e la solita multina di 10.000 euro, Maradona, il Vesuvio eccetera eccetera. Da New York mi è piaciuta questa cosa, è lungo il video, ma che importa, se De Laurentiis è andato a fiume e apprezziamo che non sia andato fuori dal seminato, che ha detto cose belle. Le telecamere sulle ginocchia direi di no, anche se le stiamo vedendo ogni tanto su Instagram e mi escono, ci stanno degli esperimenti in corso, si è visto in certi amichevoli, c'è anche un amichevole contro il Milan che si è fatta quest'estate, dove un giocatore aveva la telecamera addosso e si vedono tutte le cose, sono cose sfiziose e interessanti. A me, per esempio, piacerebbe onestamente avere la possibilità di scegliere la mia telecamera, quale dall'alto, di lato, su un calciatore particolare, è pure sfizioso. Mi guardo la mia telecamera, scelgo quale audio sentire, ecco, l'audio solamente del campo, l'audio solo del pallone, piuttosto che l'audio, ho detto piuttosto che non si fa, l'audio degli allenatori, e fammi sentire cosa dice l'arbitro, fammi sentire cosa dicono gli allenatori, e là io mi diverto di più. E vedi che i giovani si appassionano a un gioco del genere. Non deve essere di 10 minuti la partita, deve essere anche di 1 ora e mezza come adesso, però un pochino meglio. Da New York, Valerio Fluido è tutto, ci divertiamo, stiamo in campana. Controllate gli short, perché devo organizzare uno short dove riassumo i 24 minuti del video precedente, perché in 1 minuto si può spiegare bene come il mondo è alla rovescia, e questi stanno tentando di ma sono tentativi così un po' biechi. Sembra
una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.